cui siamo arrivati nella Val di Piero è questa. Sì, allora, oggi una chicca qui in Veneto. Siamo in una laterale della Valle del Cordevole, in comune di Sedico, tra Belluno e Agordo, dopo Sospirolo, alla località La Stanga, dove vedete il ristorante. Parcheggiate, tornate indietro e salite per un piccolo sentiero. Oggi andiamo in Val di Piero e ci bagneremo sicuramente i piedi, perché Andiamo a vedere il percorso è tutto sul torrente. una cascata stratosferica. Bellissima, va bene. Dai, andiamo avanti e a dopo. dopo. Ha una bellezza stratosferica, stupendo veramente. Che bello! Cioè guarda, è poco bello, veramente. Una volta che hai deciso di bagnarti i piedi, Sì. Beh, favoloso, la fine del mondo è Cioè, bellissimo. cioè Dopo veramente. qua i piedi ti si anestetizzano. Sì, non senti più niente. Ma hai visto che trasparenza che ha l'acqua? Cioè una cosa Ma hai favolosa. visto, gira la telecamera e guarda, fatti vedere quella liana là in alto. Sì, fa bellissimo, Sembra di stare, non lo so, Cioè, un posto fuori dal mondo. sì. È alpina qui, Questo è un percorso, fare così ragazzi, ti diverti da morire, veramente. Vabbè, dimmi quello che vuoi, ma è un bellissimo percorso questo qui. Divertentissimo, Da fare in una stagione calda, assolutamente col caldo. però Costume sotto e scarpe e calzini da poter bagnare. Sì. Neanche i pantaloni, perché sennò ciao. comunque merita. Però è anche un po', dovete stare attenti a non scivolare, Sì. non è roba da bambini. Però noi ragazzi a una certa età, insomma, Sì, con la famiglia che vengono d'estate a fare un percorso del genere, secondo me non è per niente male.
Cosa facciamo? Bellissimo veramente. Fa più paura lì. Pazzesco, stratosferica proprio. Guarda che razza di meraviglia. Adesso vediamo. Molto bella, cosa ne pensi? Siamo arrivati alla cascata, è stupendo, si cammina nell'acqua, oggi ce n'è anche tanta. Oggi ce n'è tanta acqua, veramente una meravigliosa, guarda. È una cosa favolosa, stratosferica proprio. Ma sembra di essere, non so, in un posto fuori dal mondo. Posti così da noi, cioè guarda veramente. Andiamo giù. Ma forse va bene per di qua. Sì. Stiamo sbagliando. Brava. E anche l'acqua sinceramente non è fredda, io ormai tanto piede necessitato.
vai anche se vai un po' sotto, qual è il problema? È estate, se sei al mare che con il gelo perché c'è troppo acqua, anche no. Bellissimo comunque, merita veramente un percorso così bello, pazzesco quanto bello che è questo percorso. Questo è l'omino che abbiamo fatto noi, tutto di rocce verdi con una rossa in cima. Esatto. Ok, ecco qua, siamo venuti giù. Siamo arrivati alla fine del percorso. Meraviglioso, lo vedete, siamo ancora coi piedi in acqua. Sì, veramente merita. Perché tanto ormai Sì. era andata, quindi vi portate un paio di scarpe da ginnastica vecchie, calzini e via, e si va dentro in acqua. È bellissimo da fare d'estate ovviamente. È qualcosa di fuori del normale. Perché Sì, non veramente... è un percorso regolare di quelli dove si arriva al rifugio eccetera, si arriva a questa bellissima cascata che avete visto. Il percorso non è molto lungo, No, neanche difficile tutto sommato, dai. no, diciamo che Bisogna avere un po' di attenzione. sì, chiaramente siete sulle rocce, ce n'è qualcuna di scivolosa, tante volte conviene camminare nell'acqua, Sì. che è più facile che Diciamo non che non camminare bisogna sulla aver roccia. paura di bagnarsi. Ah beh, no, certo, Comunque quello è no. qualcosa di fuori, no? Il classico percorso trekking che si fa. Insomma, questo è qualcosa di diverso. Secondo Sì, me ma è bellissimo. in questo periodo, guarda. Se avete fino anche al- ragazzini o cosa, cani, animali, eccetera, vi divertite da Sì, morire. va bene, dai. Va bene? Alla Andiamo alla prossima. prossima, ciao.